Si è giocata infine la prima giornata di calcio a 5 di Serie B nazionale Girone H con l'esordio casalingo dell'Acragas Futsal contro il forte Siak Messina. Stiamo parlando appunto di calcio a 5, un risultato finale è stato di perfetta parità 3-3 con gli ospiti peloritani che si trovavano in vantaggio alla fine del primo tempo per 1-3. Una partita molto equilibrata, a tratti veloce e appassionante che ha messo in mostra il forte carattere dei locali agrigentini. Sotto di due reti, gol di Moreira e Antonucci per i peloritani, l'Agragas Futsal riesce ad accorciare con Caglià, l'ultimo arrivato, ma il peloritano Colavita ristabilisce le distanze. Nel secondo tempo gli ospiti del SIAC subiscono l'espulsione dell'ottimo Antonucci e l'Agragas Futsal segna una doppietta con Marco Casale. Finisce così 3-3, ma quanta paura! La gara è stata diretta da Mario Certa di Marsala, Salvatore Pagano di Catania e Fabio Rocco De Pasquale, anch'esso di Marsala. Prossima sfida sabato prossimo, fuori casa sul campo del GR Sport a Piazza Armerina, che ha vinto la prima con la Polisportiva Futura.